Bentornati al mio aggiornamento con le previsioni meteo. Ecco che stiamo vedendo delle deboli piogge proprio nella giornata di domenica su gran parte delle regioni settentrionali. Tra l'altro il peggio arriverà nella nottata di lunedì, quando dei primi forti rovesci e temporali agiranno sul Piemonte orientale e sulla Lombardia. Parliamo soprattutto delle alte pianure e delle prealpi lombarde, dove qui avremo il rischio di temporali multicellulari che tenderanno a spingersi dopo l'alba fino al Veneto occidentale e sulle prealpi, con dei locali episodi grandinigeni, comunque di piccole dimensioni, avendo poca potenza durante le ore notturne, quindi la rilevanza saranno le piogge e le fulminazioni. Tra l'altro, un passaggio ulteriore di questo fronte instabile sul nord Italia sarà dal pomeriggio, quando maggiore irraggiamento diurno sulle pianure favorirà sul Veneto e sul Friuli un maggior rischio di temporali supercellulari, quindi supercelle vuol dire associati a delle formazioni mesocicloniche e con il rischio di grandine fino a 4 cm di diametro. Parliamo quindi del Padovano, Rodigino, Veronese, localmente sul Vicentino e sulle coste, e in particolare nel Friuli, sull'Udinese e il Goriziano. La stazionalità dello sviluppo dei temporali sarà tale da portare localmente oltre 80 mm di pioggia, quindi il rischio di criticità idrogeologica l'avremo soprattutto sull'Udinese e il Goriziano. Altrove invece sul centro ancora della residua instabilità sulla Alta Toscana, ma sarà comunque molto debole, e locali blandi piovaschi potranno formarsi durante le ore diurne sul Lazio e sull'Umbria, mentre altrove avremo alternanza di nubi e rasserenamenti più schiarite, soprattutto sulla Sicilia e il sud Italia. Infatti sulla Sicilia le temperature tra i 28 e i 30 gradi, soprattutto nella giornata di martedì, quando si innalzerà il flusso più caldo dall'Africa, mentre diversamente al nord avremo flusso più fresco da nord-ovest che manterrà le temperature sotto la media stagionale, quindi massime tra i 18 e i 20 gradi. Per maggiori dettagli comunque consultate i prossimi aggiornamenti meteo.